parata di Pozzan su Filoso e il rigore decisivo realizzato da Ceccato. Si riassume così la vittoria del Bassano 1903 sulla Fontanivese San Giorgio, che regala ai giallorossi l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Veneto. Una vittoria arrivata in 10 contro 10 dopo 90 minuti a reti inviolate e una lotteria dei rigori terminata solo al 14° penalty. È andata bene e non era facile perché avevano calciati tutti bene, sia i nostri che gli avversari, però ho trovato l'angolo giusto, il momento giusto e è andata bene, dai. In campo questa volta si è visto un Bassano concreto ed efficace, capace di lottare palla su palla, mantenendo alta l'attenzione in difesa e riuscendo più volte a farsi pericoloso, specie nel primo tempo, con Cosma, Maestrello e Savio, che in più occasioni hanno impegnato l'estremo bianco-azzurro Battistella. Se c'è qualcosa da rimproverare ai bassanesi è il non essere riusciti a chiudere prima la sfida giocata in superiorità numerica dal 33° del primo tempo, dopo l'espulsione per doppia ammonizione di David Gajic e l'allontanamento del tecnico fontanivese Torresan. A riequilibrare la sfida comunque ci ha pensato il direttore di gara, espellendo al 30° della ripresa Savio per un fallo di reazione dubbio. È stata un po' condizionata la gara, però alla fine siamo riusciti a spuntarla. Abbiamo faticato a trovare la via del gol, però ce l'abbiamo messa tutta e siamo contenti e fiduciosi di noi stessi.